Primi calci e piccoli amici protagonisti allo stadio di Via Gabriela, Concordia Sagittaria. La Giulia Sagittaria ha infatti ospitato il raggruppamento zonale che ha visto presenti, oltre alle prime squadre concordiesi, anche il Bibione C, la Vigor ed il Virtus Summaga tra i primi calci e Telio Veneto A, Telio Veneto B, Fossaltese e l'Aurora San Nicolò tra i piccoli amici. Il tutto in un'atmosfera di sana competizione sportiva. Sì, con grande soddisfazione. Quest'anno siamo partiti con questo primo raggruppamento. Abbiamo voluto farlo qui allo stadio della Giulia per dare anche più importanza alla cosa, perché l'idea della società è proprio quella di concentrarsi sul settore giovanile. Da quest'anno abbiamo sposato il progetto Cover Coaching, che prevede 4 livelli di apprendimento per i bambini. Il primo livello è proprio per i bambini dei primi calci e dei piccoli amici, e quindi siamo contenti di questo. Il settore giovanile, che abbiamo detto ha portato diverse novità quest'anno, anche per quanto riguarda un po' le strutture. Sì, allora l'idea è di rivoluzionare completamente le strutture. Stiamo parlando con il CONI, direttamente con il CONI, che abbiamo messo già in contatto con il sindaco. Ovviamente ci vuole tanta pazienza e un sacco di burocrazia, però diciamo che da oggi, con soddisfazione dico, da oggi siamo riusciti a installare un campo, il cosiddetto Gabbia al Paludetto, che è un campo prettamente per i primi calci e piccoli amici. E quindi questo è solo la prima pietra di un progetto di rinnovamento che durerà per diversi anni, e speriamo che parta con l'energia con cui è partito l'anno, insomma. Un sintetico appunto che vi aiuterà molto, soprattutto nella stagione delle piogge. Certo, il sintetico ci aiuta soprattutto in questo periodo qua. Ci sarebbe stato d'aiuto anche nei giorni scorsi, quando è successo il disastro di pioggia, però purtroppo dobbiamo sempre ricordarci che a questo momento siamo ancora una società di volontariato, e anche in questa fase qui infatti il sintetico è stato messo giù dalla Battistone Stefano, della ditta Battistone, nei ritagli di tempo, e quindi bisogna ringraziare queste persone che vengono gratuitamente a darci una mano, e dobbiamo prenderle quando vengono. Avete appunto quest'anno fatto le cose come si deve anche sul fronte degli allenatori? Sì, devo dire di sì. Abbiamo inserito Willy Baiana, abbiamo inserito Massimo Colavitti, abbiamo inserito Rosson Michele, abbiamo riportato a casa dei concordiesi. Abbiamo strutturato questo cambiamento affidandoci a degli amici, in sostanza, gente comunque preparata che ha già allenato in altre parti, e che sono venuti qua ben volentieri, anche un po' per amicizia, anche perché hanno sposato il progetto di rinnovamento sia societario ma anche di strutture, come dicevo prima, del CONI, per cui sicuramente dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più. Quest'anno siamo partiti, è un po' l'anno zero, però abbiamo tante cose in piedi, tanti progetti.